Dottor Dolfin, in che modo la mostra che si inaugura oggi al Centro Culturale Candiani può rappresentare una panoramica equilibrata e stimolante dell'arte contemporanea? Il premio ogni anno seleziona 60 artisti su oltre 700-600 iscrizioni però non c'è nessuna preclusione stilistica nella selezione e quindi di fatto la rappresentazione è corale, poliedrica, eclettica, proprio perché vi si notano, si possono vedere tutte le varie declinazioni dell'arte contemporanea, della pittura, ecco. E difatti quest'anno tra l'altro abbiamo proprio anche diviso un po' le due così grandi filoni dell'arte della pittura contemporanea, da una parte la figurazione e dalla parte invece l'astrazione, quindi abbiamo come due sorta di grandi sale, di padiglioni, in uno all'interno dell'astrazione però c'è comunque una molteplicità di stili, di interpretazioni tecniche e anche all'interno della figurazione abbiamo comunque varie poetiche di linguaggio visivo, quindi abbiamo l'iperrealismo, abbiamo una pittura più sciolta, più di macchia, legata sempre a una rappresentazione comunque di un'immagine, di un ritratto, di un paesaggio, però interpretata sempre con una grande diversità di stili che si possono notare visitando la mostra.